buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura, nonostante i 4 anni e mezzo per falso ideologico omicidio colposo, Sergio Palmeri, ex primario del reparto di oncologia del Policlinico di Palermo, non andrà in carcere neanche un giorno. La triste vicenda riguarda la morte di Valeria Lembo, la giovane mamma di 34 anni che morì nel 2011 a causa di una dose killer di chemioterapia. Il medico sconterà la pena svolgendo servizi sociali, a stabilirle la Cassazione che ha rigettato il ricorso del procuratore generale della Corte d'Appello. In carcere un 43enne di Catania che avrebbe fatto vivere per mesi un vero e proprio incubo alla sua ex compagna. L'uomo in più episodi avrebbe dato prova della sua incontrollabile indole aggressiva. Una volta avrebbe minacciato di dare fuoco alla donna e le avrebbe anche aperto lo sportello dell'auto in corsa tentando di scaraventarla fuori dall'abitacolo. Arrestati 2 catanesi che avrebbero finto di essere una donna su un sito di incontri, adescando così un giovane siracusano. Dopo aver scambiato un materiale pornografico e aver raccolto foto e video intimi della vittima, i 2 lo avrebbero minacciato per ottenere denaro. Avrebbero chiesto a più riprese oltre 4.000 euro. Truffa aggravata ai danni dello Stato a Caltanissetta. Nei guai un medico che, nonostante avesse un contratto di rapporto esclusivo con l'ospedale Sant'Elia, avrebbe in realtà condotto un'attività parallela nel proprio studio, continuando però a percepire indebitamente le indennità riservate a questo tipo di contratto, sequestrati anche beni per circa 76.000 euro. In chiusura realizzava armi servendosi di tubi, canne per fucili e materiale per realizzare il meccanismo di percussione. Poi assemblava il tutto utilizzando dei video tutorial scaricati da internet, rendendole perfettamente funzionanti. E questa è l'accusa contestata alla polizia a un artigiano che nel suo garage a Lentini, nel Siracusano, aveva realizzato una fabbrica artigianale di armi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!